Eccoci qua, non perdiamo tempo con le varie sigle, con le varie musichette, poi sono molto ormai abituato ai ritmi anche della rete, quindi di YouTube, e lì è tutto un ritmo differente. Se la televisione corre, figuriamoci in rete. L'ingegnere Pierluigi Dalla Pozza del Vega Engineering qui da noi ad iReporter per te per toccare una tematica ancora più spinosa forse di quella che abbiamo toccato prima. Morti sul lavoro, il Veneto secondo in classifica, a detta di un articolo del Mattino da cui abbiamo preso spunto un po' per il nostro approfondimento. E abbiamo anche un video che insomma farà un po' riflettere. Lo guardiamo proprio insieme, vediamo se riesco ad attivarlo. Eccolo qua. Guardate un attimo quello che accade in alcuni cantieri. Come potete vedere sul tetto c'è questo operaio, non ha niente addosso, cammina sui ponteggi e sta sbaraccando ciò che sono i vari ponteggi. Come vedete stacca le varie paratie e se le porta in equilibrio su assi o insomma camminatoi in alluminio tranquillamente a un'altezza che per il sottoscritto che soffre di vertigini è sicuramente inaccessibile. Pensiamo se mai andasse storto qualcosa, perdesse l'equilibrio, anche se si sa che spesso loro sono abituati, potrebbe cadere di sotto e morire o farsi male, insomma. È questa la situazione ancora attuale in Italia? Sì, è proprio questa. Direi che approfittando proprio del filmato si può dire che la maggior parte, anzi la terza causa degli infortuni mortali è proprio la caduta dall'alto. Quindi si ripetono sempre le stesse cause, caduta dall'alto stiamo vedendo adesso, poi abbiamo schiacciamento e abbiamo ribaltamento. Ribaltamento prima causa, seconda causa caduta dall'alto, terza causa di morti sul lavoro è lo schiacciamento. Colpo d'occhio, ingegnere, cosa manca ad esempio a questo operaio e fra poco se ne aggiunge un altro da aiutarlo, eccolo lì, che cosa manca? Allora, io da profano mi viene già da dire sicuramente la corda di salvataggio, giusto? Non so se si chiami così. Dopodiché non vedo elmetti né niente e mi sembra che uno dei due almeno operi a mani nude, oltretutto. Sì, mancano tutti i DPI ovviamente. I DPI sono i dispositivi di protezione individuale che servono proprio per ridurre, diciamo, i rischi. Poi ci sono DPI di terza categoria che sono quelli che servono proprio per le infortuni gravi. In questo caso mancano appunto l'imbraccatura di sicurezza. Sì, guardate l'altezza. Ed è considerevole effettivamente. Guardate poi adesso come fa, perché c'è il cavalletto incastrato per cui usa un palo sostanzialmente per battere un martellone, esattamente. Esatto. Quindi, ma neanche un martellone. Palo, no, è vero, è un palo, ha ragione. Beh, lei è l'ingegnere. No, basta un colpo d'occhio. Una mazza, mi sembra una mazzetta, invece no. Questa poi è una fase di lavoro molto delicata perché... Qui si può perdere l'equilibrio. Certo, e qui loro stanno smontando il ponteggio, quindi infatti. cosa succede? Noi magari abbiamo costruito un bellissimo ponteggio a norma, prima c'erano i parapetti per cui non era necessario essere vincolati perché in caso uno scivolasse trova il parapetto e si ferma. In questo caso no, in questo caso se lui scivola cade giù e 9 su 10 muore. Purtroppo. Per cui ci sono fasi di lavoro che sono magari quelle iniziali e quelle finali che sono molto delicate e vanno quindi progettate e considerate e quindi se esistono poi piani di sicurezza del lavoro e il coordinatore in fase di esecuzione appunto che dà le indicazioni specifiche all'impresa su come comportarsi. Addirittura poi l'impresa fa un piano proprio per dire sì, ho accolto le tue informazioni che è scritto nel piano e faccio un mio piano operativo in cui spiego come dovrò lavorare. Questo evidentemente non era... Io so che voi del Vega avete fatto una ricerca purtroppo su questa tematica. Mi dice qualche cifra purtroppo? Perché siamo arrivati a questo triste primato? Il perché è difficile da spiegare. Diciamo intanto perché uno può pensare inizialmente, perché il Veneto è tanto produttivo, quindi magari c'è questo primato, oppure ma il Veneto magari invece elude tutte le normative e rischia e via. Cos'è? Allora, a livello nazionale il Veneto è la seconda regione e parliamo delle statistiche di infortuni mortali sul lavoro per il primo trimestre del 2014. Sì.
Nel 2013 il primo trimestre aveva avuto 6 vittime, quest'anno il triplo. Quindi in aumento, il grafico purtroppo stiamo parlando di vite, stiamo parlando di vite, il grafico è in salita al posto che in discesa. C'è stato un paio d'anni che la tendenza era contraria, per cui meno vittime. Questo poteva spiegarsi il fatto crisi, poteva spiegarsi occupazione quindi diminuita. Adesso non è che la crisi sia uscita. Bisogna stare attenti in questo senso, probabilmente si fanno lavorazioni molto pericolose, cantieri abbiamo visto prima, e poi ricordiamo che il primo motivo di morte sul lavoro è il ribaltamento, quindi il settore agricoltura. Quindi abbiamo i due settori. Quindi si ribaltano il trattore. Esatto, col trattore. C'era sul giornale questa mattina anche purtroppo una persona, penso un agricoltore, che si era ferito con la trebbiatrice o la fresa, adesso non ricordo. Quindi siamo lì nel settore dell'agricoltura. Esatto, beh, il Veneto si sa, è maestro nell'agricoltura. Ed è un'agricoltura anche con organizzazioni aziendali piccole, perché non abbiamo grosse campagne, abbiamo delle tenute medio-piccole, diciamo, per cui anche l'organizzazione è mediamente, rispetto all'Emilia Romagna, ad esempio. Io sono milanese, allora dico, caspita, qua c'è un sacco di agricoltori rispetto alle mie parti. Non ci sono imprese agricole ampie, grosse, certo. Per cui c'è organizzazione. Spesso l'impresa familiare, questo è vero, sono imprese piccole che hanno quindi anche la manutenzione degli attrezzi, esatto, magari un po' lascia a desiderare. Gli attrezzi in sé, a volte per gli investimenti, sono quelli che sono, non posso comprare l'ultimo della serie. E non trascuriamo il fatto i cattivi comportamenti, nel senso che siccome i morti avvengono su ribaltamento o cadute dall'alto, abbiamo comunque costantemente dei comportamenti sbagliati da parte ovviamente del lavoratore, poi di chi deve controllare, degli organi. Certo, perché magari uno dice ce la faccio, il mio trattore ce la fa, e invece poi esatto. Se le dà fastidio le do una mano io, questo cavo mette tutti un po' in difficoltà, prego. C'è un'altra cosa che le voglio chiedere, la lascio prima finire, il fatto anche che, non so se avete notato, che l'operaio di prima era extracomunitario, quindi di un altro paese con altre abitudini lavorative. Prego, la lascio ultimare. Allora, sicuramente la cultura della sicurezza è quella che manca. In Italia manca abbastanza in assoluto. Stiamo migliorando in alcuni comparti, tant'è che nella parte industriale probabilmente gli infortuni mortali sono diminuiti o tendono comunque a diminuire perché l'organizzazione è sempre più forte, i controlli ci sono, c'è maturità in sostanza, o perlomeno sta nascendo. O forse conoscendo gli italiani c'è paura di dover pagare multe. Ci conosciamo, dai. Sì, c'è anche quello, però direi che l'imprenditore comunque tende sempre più a dare importanza alla sicurezza. Beh, perché purtroppo poi ci va di mezzo lui in primis. Beh, il datore di lavoro risponde sempre. Quello è il fatto, quindi insomma. Purtroppo nei lavori tipo edilizia, tipo anche agricoltura, la manodopera è anche extracomunitaria, cioè è più facile. Quindi si ricollega a ciò che dicevo. Quindi i comportamenti pericolosi per uno che ha ancor meno cultura della sicurezza rispetto all'italiano, diciamo, è più probabile che succeda l'evento o il comportamento sia sbagliato. Anni fa io ho lavorato nel turismo a Sharm el Sheikh, quindi in Egitto. Se lei, non so se c'è mai stato e ha avuto l'opportunità di vedere come costruiscono i villaggi turistici o in generale le case, le abitazioni, loro vanno su mettendo un asse, un asse, un ponteggio dal basso all'alto, esatto, con tanti, diciamo, gradini fatti sempre in legno, dei pioli fatti così come usavano forse un tempo, oppure addirittura quest'asse viene seghettata in modo che ci siano delle scale ricavate artigianalmente nel legno, magari, che ne so, è una palma, un tronco di palma, roba del genere, e loro vanno su con dei pesi
che neanche Luferrigno riuscirebbe a portare, poi loro sono esili così sotto 50 gradi, e via che vanno, salgono, fanno, disfano. Quindi poi capisco che arrivino qua da noi in Italia con la fame perché devono trovare il lavoro, e quando magari non c'è il padrone né nulla, vanno come fanno nel loro paese ad operare. Oppure è difficile che entrino subito nella mentalità di, come stava dicendo lei, della sicurezza. Ma è difficile anche per noi entrare. Guardi questa come agita la cavalletta. C'è un'altra categoria comunque che è a rischio. Sono tutti lavoratori anziani, diciamo così. Infatti una fascia molto colpita è sopra i 54 anni e anche sopra i 65. Certo, ma finché, e qui faccio il critico io, ma finché ci alzano sempre di più il tetto della pensione e non si va a calcolare che ci sono comunque lavori sensibili, molto stressanti, particolarmente faticosi, essere sul tetto a 65 anni non è facile. Ma certo, dici, ma è abituato a una vita che è sopra quel tetto. Sì, ma prima ne aveva 18 quando ha iniziato. C'è anche un'altra cosa da dire, che la percezione del pericolo per uno che è abituato a fare sempre le stesse cose cala. Ah, certo. E quando cala poi... È un po' come per i bambini. Esatto. Come i bambini non hanno mai il senso del pericolo perché continuano magari a fare il gioco pericoloso e non si rendono conto, in più c'è lì il fatto di essere inconsci. Però l'anziano oppure il lavoratore che è lì da tanto tempo dice: ma mi è andata bene tutta la vita, vuoi che proprio adesso? E invece capita. Noi stiamo parlando di tetti, ma ricordiamo che ci sono dei macchinari che sono veramente armi, cioè ti portano via arti. Certo. Ad esempio la terza causa dicevamo che era lo schiacciamento, e quindi siamo legati al movimento, muletti, pesi in movimento, esatto. Questo è dovuto al fatto che abbiamo macchine guidate da persone che devono essere formate e devono essere consce di avere un mezzo pericoloso, a volte per sbadataggine, perché non guardano, perché magari il mezzo anche non è idoneo, appena toccano un'altra persona, quando vado addosso con un mezzo che pesa tonnellate, non ho scampo. Beh, certo. C'è, secondo me, un settore che magari viene anche un po' dimenticato, perché magari, insomma, la mortalità sicuramente è minore, però anche lì si possono subire menomazioni. Mi corregga, ad esempio le cucine, secondo me sono dei luoghi molto pericolosi dove tutto deve essere a norma. Lo dico perché purtroppo anni fa ho avuto la brutta esperienza di avere un amico, un collega che ha perso le falangi completamente della mano nel famoso tritacarne, per fretta, perché bisogna sempre nella nostra vita correre e accontentare il cliente. E del muletto, un amico, anche lui la falange con la parte che si alza e si abbassa. Sì, con le forche. Esatto, le famose forche. Cucine, quindi parliamo cucine di ristorazione. Esatto, cucine... dove si corre, dove a volte certo. I ritmi sono frenetici, esatto. Perché l'ora di punta è ora di punta, esatto. Il cliente va servito. Esatto, dove c'è fuoco, dove ci possono essere macchinari che tagliano, che troncano, oppure corrente elettrica, acqua. Ecco, la difficoltà di quel lavoro è proprio il fatto che devi gestire una quantità di lavoro eccessiva in orari ben precisi. Le persone non è che aumentano, lo spazio non aumenta, perché tu devi concentrare il lavoro nello spazio che hai, ma servendo i clienti in tempi brevi. Per cui lì ci vuole molta esperienza e soprattutto l'organizzazione, oltre che le macchine enormi, eccetera. Certo. Però ci sono lavorazioni, facciamo un parallelo, falegnameria, io lavoro con lame perché devo tagliare assi. La differenza fondamentale tra una cucina e una falegnameria è che la falegnameria posso dettare il tempo io, per cui dovrei avere il tempo di prendere lo spingipezzo invece di andare vicino alla mano, con la mano alla lama. Quando sono in ristorante invece c'è la frenesia, la foga dell'ora di punta e quindi posso avere infortunio anche importante. A me spaventa, dalle immagini a volte sono così belle, affascinanti, buttiamoci dentro anche il termine romantico, però le acciaierie, le fonderie, per chi ci lavora non sono poi così romantiche. Ho sempre visto queste colate, scintille, gente che batteva proprio il ferro caldo, anche lì secondo me veramente devi avere 100 occhi.
e sono tra gli ambienti di lavoro. Quali che sono abbia quindi? visto. Ricapitoliamo un attimo, purtroppo abbiamo parlato di agricoltura, l'edilizia. L'agricoltura ha due tipologie diciamo, di morti bianche con numeri elevati, quella del ribaltamento Sì, dei l'abbiamo mezzi, detto. ma anche la caduta dall'alto, perché la potatura dell'albero è un classico. Quindi io poto l'albero con la scala una volta, 2 volte, 3 volte, poi a un certo punto cade la scala e mi faccio molto male. Però mi corregga perché ha capito che sono un cittadino, dipende insomma da che albero, un melo, cose del genere. Sì, Non tenga dovrebbe conto essere che, mortale la caduta. no, allora, però molte cadute mortali sono cadute non da grandi altezze, perché quando io ho una casa tipo quella che abbiamo visto Sì. prima, quindi altezze elevate, ho un ponteggio costruito, fatto apposta, a norma, a parte lo smontaggio che abbiamo Sì. visto prima, mentre se ho lavori in altezza, magari a 2 metri, 2 metri e mezzo, faccio velocemente, però quando cado e batto la testa, come quello che è successo la settimana scorsa, sul gradino, muoio. Per cui non è così. Certo. Probabilmente molti degli incidenti mortali con il buon senso sarebbero evitati, perché il buon senso mi permette di fermarmi prima, di dire con questa attrezzatura non posso lavorare, utilizzo un altro mezzo, o chiamo aiuto, mi informo e lavoro in sicurezza. La butto lì ma proprio veloce, però nessuno parla anche di tutto ciò che è la causa di decesso per quanto concerne diserbanti Lì è un altro. Voltiamo pagina, l'abbiamo buttata lì perché comunque lì si Ne parleremo accumula un'altra volta. anno dopo Certo, anno, certo. giorno dopo giorno, roba tossica nel proprio Certo. corpo e a volte neanche ci si accorge. Cosa fare? Perché si fanno ricerche, se ne parla in TV, sui giornali, ma cosa fare? È irrilevante continuare a dire fate attenzione oppure multare. Come si fa a far capire che si rischia la vita? Mi verrebbe da dire partiamo come al solito dalla scuola? Prendiamoli quando sono piccoli? Boh. Allora, quello che ha detto è sicuramente vero. Mi perché- dà ancora fastidio, la vedo rigida. Ok, tiriamo, via, prego. Allora, quello che ha detto è sicuramente vero, nel senso che se la cultura della sicurezza nasce da piccoli, io cresco con quel modo di Operare, certo. di operare, di affrontare i problemi, e quindi quando lavoro, faccio un'operazione anche a casa, perché non ricordiamo che a casa i infortuni domestici sono Ah numerosi. beh, caspita, anzi, per le casalinghe e non solo. forse più che nel lavoro. Se ho una Sorrido certa perché mi sono fatto mentalità- più male proprio in questi frangenti che ricordo proprio di, come si chiamano quelli sopra le tende, quelli in legno che si usavano una volta. Me ne è caduto uno in piena testa mentre stavo cercando di cambiare una volta un pezzo del tenda. L'ha sfilato un pezzo. Magari. Sì, è caduto proprio la plafoniera, non so come si chiama, quelli che si usavano una volta. Sì, non mi viene il nome. Vabbè, roba da donne, ma ho preso io la legnata. Ecco, quindi sicuramente questo è il numero uno, perché ti permette di ragionare poi in termini di sicurezza e quindi affrontare il problema, la questione, sempre pensando prima di agire, mentre noi agiamo e poi facciamo. esatto, E piangiamo. poi piangiamo. Quante volte noi per cambiare la lampadina togliamo tensione? Noi cambiamo la lampadina, tanto sappiamo che normalmente non succede sono nulla. Invincibile. Sono invincibile, cosa vuoi che succeda? Invece E poi questo si applica poi anche al mondo del lavoro, per cui sicuramente è la cultura della sicurezza e cambiare il comportamento delle persone. Cambiare il comportamento ci vuole cosa? Formazione, ma formazione non formazione vista come obbligo datore di lavoro e quindi devo mandare i dipendenti a fare... esatto, faccio questo gesto esatto. per dire non c'ho Sì, voglia, sì, non me ne esatto. fregava niente, preferivo fare altro, ma ha mandato... Perdo tempo. In realtà la formazione dovrebbe essere la molla che fa cambiare il modo di operare delle persone. Poi ci vuole anche la parte organizzativa dell'azienda. Adesso l'azienda deve essere organizzata per lavorare in sicurezza, deve esserci qualcuno che pensa, che pianifichi il lavoro e pensi come va fatto. Esiste il documento di valutazione dei rischi che è il cuore, diciamo, per un'azienda, per la gestione della sicurezza, perché in quel documento il datore di lavoro individua tutti i rischi presenti nella propria lavorazione e decide le misure di prevenzione e protezione da attuare per ridurre, se non eliminare, il rischio. Non lo posso eliminare perché se devo lavorare su un tetto, sempre
pericolo sono. Perché Beh, se però giù, se tu però metti se io l'imbragatura di bravissimo, sicurezza e tutto il resto, perfetto. anche quando smonti e non solo Perfetto. all'inizio, però capisco che da profano, però capisco che sia complicato ogni volta avere la corda, Sì, certo. smonta, vai, tira la corda, è un macello. E questo sicuramente, il fatto di avere vincoli per uno che non è abituato, li trova difficoltosi, e sono difficoltosi, però pensiamo a quando abbiamo cominciato a mettere la cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza, tanti anni fa, non ricordo quanti, ma nessuno la usava, non era obbligatoria. Adesso io non mi muovo senza cintura di sicurezza, ma non lo faccio perché, sulla cintura, mi viene automatico, e se non sono senza cintura sto male. Lo fa anche all'estero, nei posti dove in teoria non è passata? Sì, adesso No, scherzo, perché quanti tra noi magari sono andati in Messico, hanno avuto la fortuna di andare in posti dove i controlli sono differenti rispetto a noi, e vai, perché noi italiani siamo anche un po' così, no? Siamo italiani. Esatto, basta quella parola, vai, basta cintura, e invece poi piangi, come ci siamo esatto, detti. perché poi piangi, poi quando capita l'infortunio, Via sbagli col tutto. casco, io mi casco, ricordo no, un fenomeno, mi è dispiaciuto, però quando l'ho visto ho detto, toh, ciapa, ero in Grecia l'estate scorsa, e, due estati fa, vabbè, insomma mi passa con il solito italiano con la fidanzata con lo scooter, mi passa in piena curva dove le strade insomma non sono asfaltate come da noi, ok, in Grecia. E si vedeva già, a vista che erano lisce, un po' unte, ha fatto uno di quei voli con sto motorino, si sono rovinati la vacanza, perché certo. Poi hai voglia con tutta la gamba rovinata a prendere il sole e andare in mare con il sale e tutto, e poi li ho visti anche scioccati, ma perché quando siamo in estate poi, o in generale, siamo tutti, no? Valentino Rossi, esatto. Vabbè. Allora, mi raccomando, quindi un po' di accorgimenti non guastano mai. Dovremmo aver finito la nostra porzione di tempo. Io vi ricordo di non perdere questa sera alle 21 Gioventù Politica, Cultura, Università, un progetto per Padova. Sapete che ci sono moltissimi ospiti del settore, un sacco di giovani, da cui naturalmente il titolo, e ricordo quindi di non perdere l'appuntamento. Ok, mi dicono hai ancora un attimo di spazio. Bene, ne approfitto per ricordare che noi torniamo domani sera come sempre alle 19:15. Non riesco mai per la fretta a dare i nostri contatti, quindi la nostra mail. Proponeteci anche voi le tematiche da affrontare, secondo me è molto bello, è un'opportunità che non tutti offrono, nel senso, quella televisione lì non parla mai di ditecelo voi, oppure i giornali non parlano, ditecelo voi, redazione @triveneta.tv, oppure ancora più facile 049 80 777 53. Mi chiedono ringrazia la regia, va bene Dennis, sarà fatto. Ringrazio il nostro Dennis, vi ricordo anche il nostro sito gruppotv7.com. Voi del Vega cosa combinate? Perché io ho sempre questa curiosità, io quando passo di lì, voi siete a Marghera, giusto? Noi siamo a Mestre, Mestre davanti allo Champ. Ok, ho sbagliato, quindi Mestre, perdonate, da Foresto, Marghera, a Mestre, davanti allo Champ. Noi ci occupiamo di sicurezza, di appunto, cose, di lavoro. poi. Un sacco di progetti, un sacco di cose interessantissime. Ad esempio quello dell'osservatorio è un nostro progetto, abbiamo raccolto 3 anni di infortuni sul lavoro, catalogandoli sulla base delle frequenze, dell'età, dell'incidenza, delle regioni, province addirittura, ed è uno strumento che noi divulghiamo, che si trova appunto nel nostro sito, che è www.vegaengineering.com, e da cui può essere preso spunto per gli addetti alla sicurezza, perché ricaveranno delle informazioni utili per i loro documenti di valutazione di rischi. Ingegnere, le chiedo, vi è capitato anche purtroppo di intervistare per capire le dinamiche di infortuni. Esatto, chi quindi ha avuto la sfortuna di infortunarsi. Cosa vi hanno detto in chiusura?
Cos'è la cosa che magari vi ha colpito maggiormente come frase o come ricordo? Beh, quella che colpisce subito è il dramma della famiglia che riceve questa notizia. Io l'ho vissuto qualche anno fa e devo dire che è terribile. Dopodiché, appena passato il dramma, arrivano i carabinieri, arriva lo Spisa, arrivano gli organi di controllo e quindi la macchina comincia a indagare, a processare tutti gli indizi, a capire cosa è successo, a capire se sono responsabilità, perché questo, diciamo, è il lavoro Certo. che deve essere fatto anche. Per cui vivi veramente brutti momenti, perché hai questo dramma e comunque la vita che va avanti e devi riuscire a identificare i motivi e le cause. Per evitare che ci siano nuovi drammi. In quel caso per capire se sono responsabilità, ma dovrebbe servire per evitare che siano nuovi danni. Certo, prevenire si dice. Esatto, prevenire. Buona serata a tutti voi e ringrazio ancora una volta l'ingegnere Pierluigi Dalla Pozza del Vega Engineering. Grazie, buona serata. A domani sera, buona serata a tutti voi, restate sempre con la famiglia del gruppo editoriale TV7. Sigla.